È arrivata come un siluro inatteso alla Lega Veneta la notizia della revoca dell'incarico di segretario federale veneto a Lorenzo Fontana, promosso a capo dipartimento famiglia e valori identitari della Lega Nazionale. Per il Veneto autonomista e la Liga Veneta, i cui vertici non sono stati nemmeno consultati sul tema, è un gran brutto rospo da digerire. Le voci ben informate parlano di un commissariamento di fatto della Liga Veneta, la nuova balena verde d'Italia, arrivato senza nemmeno informare prima la Federazione Veneta, tanto che ai più appare come una sorta di atto di guerra del segretario nazionale, una ritorsione per la mole di voti raccolti dalla lista personale di Luca Zaia, che già in campagna elettorale aveva intercettato i malumori interni al partito per i sondaggi che ne preannunciavano la stravittoria di settembre, spendendosi con 1000 inviti a votare il simbolo della Lega piuttosto che la lista Zaia. Ma al popolo veneto, si sa, non si comanda e nel segreto dell'urna si è espresso con le proprie preferenze. Un voto che era stato letto da più parti come una sorta di candidatura del governatore veneto alla guida del movimento, che fu di Umberto Bossi, e forse anche di un governo che portasse l'Italia fuori dal tunnel. Luca Zaia non ha mai dato il fianco a queste ipotesi, abbarbicandosi sempre più strettamente alla sua poltrona di governatore del Veneto, ma evidentemente a Milano questo non basta. Un metodo che ricorda quello utilizzato sempre in Veneto con Flavio Tosi, che, forte dei voti della sua lista che l'aveva portato a stravincere a Verona, è stato posto di fronte all'alternativa di scegliere tra la Lega e la sua fondazione rivolta ai moderati e poi espulso dal Carroccio. A rileggere le interviste di allora, forse qualche leghista doc oggi la penserebbe proprio come lui, che intendeva provare a intercettare i voti moderati, ma ha dovuto fare i conti con il grande Matteo, che governa incontrastato, oggi che anche Roberto Maroni gli ha lasciato strada. Ho sbagliato a fidarmi di una persona che ritenevo amica, aveva dichiarato all'epoca Tosi ai giornalisti riferendosi proprio a Salvini, poco prima che arrivasse l'espulsione. Sull'amicizia io non discuto ed è stato un errore che rifarei, concludeva. Oggi in Lega c'è un'aria diversa. Zaia ha un grande seguito, ma anche alcuni oppositori molto forti e vicini al leader milanese. Ma se a Padova, sede della Lega Veneta, arriverà un giovane commissario nominato senza confronti, sarà considerato al pari di un atto di guerra e in via Palù si potrebbero tornare a vedere scene che non si ripropongono proprio dai tempi in cui il fedelissimo del boss era proprio Flavio Tosi. Su tutto Luca Zaia, che non prende parte e dichiara laconicamente. No, non ero a conoscenza, mi ha avvisato ieri mattina il segretario Fontana verso le 11, mi ha detto che ci sarebbe stato questo suo abbandono e che stava uscendo il comunicato stampa. Appunto. Mi metto nei panni di quelli che sono in ospedale che stanno dicendo ma Zaia adesso è una novità per il Covid, no, mi fermo qui.